Sciopero nazionale dei metalmeccanici oggi, 5 i presidi in tutto il Veneto per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro. Il comparto è stato dichiarato essenziale e strategico dal governo per la tenuta dell'economia del paese, ma i lavoratori non hanno salari adeguati e nel settore sono ancora tantissimi i precari. Nel Trevigiano il presidio è iniziato alle 4:30 davanti ai cancelli dell'Electrolux di Susegana. 8 ore di sciopero, cui ha partecipato l'80% dei lavoratori. Secondo i dati forniti dall'RSU, al lavoro erano in 150, tutti precari. Alta adesione anche nel gruppo Zopas a Vittorio Veneto con oltre l'80%. Così il delegato FIOM ha motivato la convocazione dello sciopero nonostante questo momento così delicato per il paese e per la sua tenuta occupazionale. Chiedono straordinari, chiedono lavoro, questo non riguarda solo lo stabilimento di Susegana, ma tutto il settore elettrodomestico più o meno in questa situazione. Così vale per la DeLonghi, così vale per tantissime imprese anche del nostro territorio. Quindi noi chiediamo lavoro sicuro per chi ce l'ha precario, salario per tutti, sia per chi è precario sia per gli altri, perché la ricchezza la stanno producendo, si sta facendo, le imprese, come dimostrato dagli indici, hanno una buona redditività, insomma una parte di questa è giusto darla ai lavoratori.